Vignole, scusate se parlo italiano, ma è per farmi capire anche dagli elettori all'estero. Sapete che Arco col 1° luglio non ha più come sindaco Paolo Mattei, l'ingegner Paolo Mattei. Il suo posto è stato preso come reggente da Alessandro Betta, sempre di PD, e probabilmente, anzi sicuramente si andrà a nuove elezioni nel febbraio-marzo 2014. Noi di Televignole, non per strane ingerenze in affari esteri, abbiamo comunque cercato di capire se la popolazione straniera di Arco ha capito quello che è successo, se sa che Mattei non è più sindaco e soprattutto se ha qualche idea sul futuro nuovo sindaco. Un mini sondaggio, lasciamo a voi ogni commento. Grazie. Beh, sindaco, perché non è pure Mattei, no? Ah, brava persona, ma non è. Mi piaceva tanto, ah, brava persona, modo, non so, rimette shrewd enough, anche se gasti magari misteri, ma fa il sindaco part-time, no? Va lì ogni tanto, è grosso, lo fa lì, che il Putelli, si chiama il Beta, e lui fa il sindaco, taglia i nastri, fa... Questa è un'idea, no? Ma scusa, ma il sindaco di Arco non è De Laurentiis, no? È Roberto, quello degli artesani? No, chi? America e mi dice che è lui. Se non è... Cioè, cambiai sull'internet le robe, mi risulta che in America che il sindaco di Arco è Roberto De Laurentiis. E non solo il sindaco di Arco, il sindaco anche della comunità di Arco. Fondazione Comunità di Arco, cioè praticamente di tutto. E dove è sto problema? Chi è sto Mattei? Boh, io ho mai sentito parlare che in America è il Mattei, proprio, non so, l'ultima volta che l'ho visto nel centro Arco parliamo del Do, del 3, non mi pareva tanto sulla sua, no, buon putello, no, ma cosa che avrei fatto, non so, certo che però, insomma, prima farsi leggere, poi andare via, stato a casa, sta a dire ai fioi, sta a dire alla moglie, sta a dire ai tuoi misteri, cioè, cosa vuol dire che uno, dopo che sta a letto, cammina, è come se ancora tiro su il cameriere e poi gli dico te me stai ben chi fino alla fine della stagione, sto chi dice no guarda, te l'hai saputo, ma lo sente, ma il sindaco di Arco non è Roberto Bresciani, quello che fa tu quel casino lì con le strade, che c'entra il Mattei? Che c'entra il Mattei? Non so. Siamo in collegamento diretto con Lorenzo Dell'Ai da Roma. Sì, ciao Lorenzo, ciao. Allora? Lorenzo Dell'Ai conferma, allora praticamente
L'ingegner Pietro, scusate, mi confondevo con Matteotti, cioè l'ingegner Paolo Mattei, detto Paolo Mattei, sindaco di Arco, dal 1° luglio 2013 non è più sindaco di Arco. Sì? E il suo posto è preso ad interim o Milanin? Interim, boh, questo mi fa piacere. È preso da Alessandro Betta. Nel febbraio-marzo 2014, sì Lorenzo, dimmi, ci saranno nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Arco. Sono aperte le candidature. Ti telefona anche Roberto De Laurentiis? Scusate, no, queste robe nostre, cioè, alla prossima.